Anche l'ex assessore al comune di Agrigento, il dottor Francesco Miccichè, rompe gli indugi e decide di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Agrigento alla carica di primo cittadino. Il dottore Miccichè presenterà ufficialmente la sua candidatura il prossimo mercoledì pomeriggio presso l'Hotel Dioscuri di Agrigento. Franco Miccichè, politicamente vicino alle posizioni del vicepresidente dell'ARS, onorevole Roberto Di Mauro, si misurerà con l'attuale sindaco Firetto, uscente, che ha già confermato il suo impegno per la città anche per un secondo mandato, e con l'ex sindaco Zambuto, che proprio sabato scorso ha ufficializzato il passo con una intervista alla nostra Tezzata. Zambuto attualmente gravita nell'area del parlamentare azzurro. Il dottore Miccichè, attualmente ufficiale sanitario al comune di Porto Empedocle, da sempre è stato impegnato nelle battaglie sociali pro-immigrati e verso il protagonismo civico. La sua candidatura era già nell'aria da diverse settimane, anche con un nostro sondaggio fatto tra la gente a San Leone. Chi intervistato da noi aleggiava una candidatura del dottore Miccichè e molti sono stati anche i concittadini che glielo hanno esplicitamente chiesto. Tante sono le aspettative per l'ex assessore comunale, come intenderà portare avanti la sua candidatura, quali i punti programmatici del suo fare al fine di catturare un ampio consenso sociale. Sarà certamente un concorrente non facile per l'uscente sindaco Firetto poter contrastare Franco Miccichè, già suo assessore in giunta con la delega alla polizia municipale, alla sanità, al commercio, all'artigianato. Un incarico, quello di assessore di Miccichè, che lo fece conoscere anche ai più lontani della politica agrigentina. Ad esempio, un'insolita iniziativa suscitò scalpore la notizia che, visto che il corpo dei vigili urbani, non avendo soldi a sufficienza, acquistò personalmente degli indumenti per le divise necessarie per svolgere il proprio lavoro. Altro fatto che gli diede tanta notorietà fu quando il comune, sempre per via di mancanza di liquidità, acquistò un abete di circa 10 metri, posizionandolo in piazza Stazione per le festività di Natale, comprando anche gli addobbi necessari, opera che continuò anche l'anno successivo, senza che lo stesso fosse più assessore al comune di Agrigento. Si apre quindi uno scontro politico in città tra diversi schieramenti verso chi attualmente ricopre incarichi istituzionali di un certo livello, come il vicepresidente dell'AS Roberto Di Mauro. Quale sarà la politica che l'ex assessore al territorio e ambiente ai tempi del governo lombardo attuerà per convincere anche gli altri partiti o movimenti civici ad appoggiare la candidatura di Franco Miccichè? Cosa farà l'attuale capo della segreteria particolare dell'assessore regionale al turismo, l'agrigentino Pisano? Avrà un suo candidato o si accoderà ad appoggiare candidature diverse di altri partiti? E la Lega come si muoverà? Quale scelte farà in città? Tra i nomi probabili si fa anche quello dell'attuale presidente regionale della Confcommercio, Francesco Picarella, da un po' di tempo molto presente anche con un suo attivo ufficio stampa, intervenendo su tante tematiche che interessano proprio la nostra città.